Non le ho chiesto niente quando lei non poteva. Allora dedichiamo questo prossimo brano a Maria Paris. Sì, che ricorda anche questo personaggio, è un personaggio del momento di Maria Paris, grandissimo come Maria, che veramente è stato un cantante internazionale. Aspetta un momento, poi ti faccio vedere. Vediamo, a Maria Paris dedicato, Amore, baciami, 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 e forte stringimi, stringimi, stringimi. Mi piace star racchiuso in te, nel tuo tepè. Sento amore che trema un po', ti batte il cuore. Amore, guardami, guardami, guardami. Quegli occhi dicono languidi sì, ma baciami, stringimi, non farmi più parlare. Son troppo innamorato di te. Nel 1919, vestita di voile e di chiffon, io l'ho incontrata, non ricordo dove, nel corso pure a un ballo cotino. Ricordo gli occhi solamente, segnati un po' con la matita blu. Poi vi giurai d'amarvi eternamente, vi chiamavate, non ricordo più. Ricordo gli occhi solamente, segnati un po' con la matita blu. Poi vi giurai d'amarvi eternamente, vi chiamavate forse gioventù. Dopo questo signorinello ancora per bellezza e vocalità, pane per i vostri denti.
faccia brillata, Dio, cadarì, e la geritta moro un fassore sto a soffrire, perché la sto a soffrire, se può credere, sto a soffrire tutta l'istrazia, e un confessore è persona santa, marito figlio mio, lasciala sta. Che dire di questo pane? Di questo, che è venuto dall'Argentina 7 perché giorni viene in prima. Argentina? No, dato che lui adesso fa il cantante lirico, sai, con grandissimo Sì. successo, è venuto, doveva fare l'ospite in questa trasmissione, rappresentare Napoli, la canzone di Napoli che lui ha cantato per tanto tempo, adesso fa cantante lirico e ha detto: io tornerò in patria 7 giorni prima perché certamente un omaggio a Napoli, al mio quartiere, lo devo fare anch'io. È una cosa bella bellissima. Poi ti faccio sentire invece un ragazzo giovanissimo, giovane sì, del teatro che ha cominciato col fare Totò, e come tutte le cose di Totò portano sempre molto bene, anche a lui hanno portato bene, e questo è un cantante bravissimo, è un attore comico che sta avendo un sacco di successo, e mo ti faccio vedere subito. Ecco qua. Io di nome mi chiamo Don Ciccio e mi firmo Don Ciccio Salciccio. In ovunque mi impaccio, mi impiccio, ove vado vi faccio un pasticcio. E così per un puro capriccio, Don Ciccio Pasticcio mi sento chiamare. L'ho sempre in biroccio, somiglio un bamboccio, dal muro del ciuccio mi faccio tirare. D'estate a caccia, d'inverno in barcaccio, di nulla mi cruccio, mi faccio mirare. Vieni a me, mio bebè, sento dire chissà perché. Son bello, son ricche le donne le scaccio, ma dopo d'averle ridotto uno straccio, ognuno la testa vuol perdere in vano per Ciccio Pasticcio pallottole. C'è la moglie del conte borraccia, bella e buona di corpo e di faccia, che al mio cuore sovente si allaccia, quasi folle mi graffia la faccia. Sono certo che questa mi spaccia perché tutti i giorni mi fa consumare, ma se il conte ci ingoccia, ci rompe la boccia, per presi che capriccio può farci passare, lei ripete mio ciccio salciccio, facciamo il pasticcio, mi fai morire. Vieni a me, mio bebè, sento dire chissà perché. Signore Cocotte mi cadono in braccio e tutto disprezzo, siccome cartaccio, ognuno la testa vuol prendere in mano per Ciccio Pasticcio pallottole in mano. Son bello, sono ricco, perciò la borraccia con me si pasticcio da lei, non mi scaccio le la testa vuol prendere in mano per Ciccio Pasticcio pallottole in mano. Certo che anche rivederlo rifatto Totò è sempre il grande che è. Però pensate che a Napoli non ci sta una via, una piazza, un quartiere, Leopoldo, fermati, Leopoldo, niente che ricordi questo grande, lo so, ma non apriamo queste piaghe, se no diventiamo polemici, noi ci appiccichiamo con la gente, sia io che tu dobbiamo stare buonissimi. Totò ha avuto un grande successo, malgrado sia passato solo attraverso l'imitazione di Dodo, oppure passa così nella nostra trasmissione, diciamo, come simbolo. Abbiamo avuto un sacco di richieste, parlateci ancora di Totò, fateci sentire qualcosa perché c'è veramente questa nostalgia su questo personaggio magnifico. Io l'ho visto per la prima volta in una sala parrocchiale. Ah, facevi il prete? No, non facevo il prete, non assolutamente. È perché il parroco la domenica per tenerci tranquilla al cinema così ci faceva vedere questi film su questa specie di tela anche rammendata di della sacrestia, insomma, della parrocchia. Sì, però malgrado tutto aveva un fascino incredibile. Io non l'ho conosciuto, sono rammaricatissima
per questa cosa. Il personaggio che passa invece adesso, che non è un attore, non è un cantante, non è un attore, però penso è un personaggio che noi abbiamo costretto a fare una cosa che lui non fa da moltissimi anni e che invece ha un ruolo più serio nella vita, ma non perché i cantanti non siano seri, no, è il nostro sponsor, è il nostro sponsor che ti faccio vedere che abbiamo costretto a cantare. Aspetta un momento. Ah, ma io lo conosco, è quello che mi deve dare la macchina, mi deve dare la macchina, così l'abbiamo fatto fare, ecco fatto. Eccomi qua, Napoli bella, Napoli amata. Eccomi qua, mo la ballamma sta tarantella. Scusate se io fantasma d'ho passato, improvvisamente poi si è presentata. Si può, chi son, una cenella. Stasera che è serata di canzone, mettiamo sempre miezzi e mandolina e poi cantiamo sotto un balcone. Fronne limone, io chiamo e sono contente tutto chiando, che scende sotto la maschera per sta felicità. Yamma ballando, gente non chiagnito con me, tarante, tarante, tarante. E samba sì, mi ci muovi gambe, sta sambadella. E samba sì, la balla pure sta Lucianella. Io ero tutte danze, so cagnate, ma sono sempre stesse innamorate. State a sentire che devo dire, pure cenella. Stasera che è serata di canzone, mettiamo sempre miezzi e mandoline e poi cantiamo sotto un balcone. Fronne io chiagno e sono contente tutto chianda, che scende sotto la maschera per sta felicità. Yamma ballamma, gente c'è a ballare con me, tarante, tarante, tarante. Io chiagno e sono contente tutto chiando, che scende sotto la maschera per sta felicità. Yamma ballamma, gente c'è a ballare con me, tarante, tarante, tarante. Gente c'è a ballare con me, tarante, tarante, tarante. A volte mi domando veramente perché certe persone cambiano mestiere. Ha fatto il cantante per tanti anni, sì. Poi dopo si è messo a vendere macchine. Si è messo a vendere macchine e naturalmente ha avuto un risultato nella vita, ma come cantante... Ma aveva avuto anche un bel risultato, la Joy, una bellissima voce, una bellissima una bella voce. Linea. Questa è stata una cosa bella che abbiamo fatto perché Antonio non cantava da prima che nascessero i figli. Adesso lui ha dei figli grandi, dei giovanotti, e hanno avuto la sorpresa di sentire il papà
così in una veste completamente nuova, perché lui da allora, insomma, da prima di sposarsi non cantava più. Che sia un buon augurio, allora, magari quando andate a comprare le macchine da Silvestri, come sconto chiedetegli una canzone. Invece adesso qui abbiamo un attore che si cimenta a fare il... cosa fa? Che fa? Non lo so. Aspetta un momento, aspetta un attimo. E questo sì, dovrebbe essere Cannavale, un attimo. Io vedo... aspetta un momento. Prego. Bisogna decifrare le parole. Vai dietro a lui. Ecco. Sì bella e cara, ma si pazzota che e viene a spendere di chi è più stato meno. Come s'amore, e ci s'appiccia che viene frasteni che so pecce te. Poi ne si può sciogliere, a strada è libera può camminare. La muleggina femmina, più calmita e più dolce e più scicchetta. A me ma basta, ma viene una femmina, una franca e spicca, una cena e un caffè. Una franca o una franca? Una franca, è posto a posto, cala una palla, posto a posto, c'è una pelle, poi il solitario che è meglio. Poi ne si può sciogliere, a strada libera può camminare. Una puleggina femmina, tutto per me, pazzo per me, calonna a me. Capisci che tu fai sugli auguri a me? A cavallo. Ero un mezzo di qua e mezzo di là. Ma chi è il suggeritore dei due? Non ho capito. Si tu balassi, la fissa credere, cai pa collera, mangia e dorme giù. Come ti sbagli, posso fondere, un gran lacrima può vita tu. Poi ne voglio sciogliere. Poi ne voglio sciogliere, voglio l'aria per respirare. Una puleggina femmina, più belle, più fresche, più buone. Un bacione. Il suggeritore, mi ricordavo una cosa pazza che gli era venuta durante la trasmissione. Devo dire che Enzo è stato un compagno di lavoro, io abbiamo fatto un film insieme. Come si a chiama? Madrid. Questo è un aneddoto che ve lo devo raccontare. Per favore occupati di Amelia, stiamo a Madrid. Amelia chi era? Amelia era Barbara Boucher. Oh. Lui faceva mio padre, io facevo il figlio pazzo che mi travestivo in 100.000 modi. Stiamo in un taxi e stiamo andando a lavorare. Il taxi aveva la radio accesa. Sì. E allora mentre andavamo io cantavo, sento la radio che dice in Italia il terremoto a Napoli città distrutta. E dico, Enzo, ma qua stanno dicendo che è stata distrutta Napoli. Ma tu stai dicendo? Terremoto, deve essere il terremoto. Allora domando all'autista, dico, ma terremoto e terremoto, case cadute, cose così. Sì. E ha detto che in Italia il terremoto, sì, terremoto, distrutta Napoli. Figurati, ma no! Allora, veramente una cosa impressionante, non sapevamo come fare perché le linee telefoniche erano interrotte. Io ero preoccupato per mia madre e mio padre, lì preoccupato per i figli. Non vi dico quello che abbiamo passato perché poi le notizie erano tragiche veramente, ma lì poi diceva che il terremoto era stato in Italia, aveva distrutto l'Italia. Non vi dico, siamo andati all'ambasciata italiana per avere delle cose, ci siamo rassicurati, ma fino a un certo punto, fino a quando dopo, pensa, un giorno siamo riusciti a parlare con la moglie di Cannavale, a cui abbiamo detto di informarsi di tutte le nostre famiglie a Napoli, così, e per fortuna abbiamo continuato il nostro lavoro, per fortuna però comunque per quanto riguardava noi abbiamo pezzo di film. Tu solo uno ne hai fatto con lui? Io ho fatto solo un film e mi sono divertito da morire, è stata una bellissima esperienza, proprio come presentare questa prima puntata di questo revival. È vero, di la verità. È stata una bella cosa, Enzo è stato che il pubblico cortesissimo, si sia divertito con noi. Comunque noi diamo l'appuntamento per la prossima puntata. Sì. E come vi possiamo dare un appuntamento per la prossima puntata essendo sicuri
che ci rivediamo qua a Canale 21 per rivedere la seconda parte. Se vi faccio sentire Mirna Doris, ma voi state appicciate che la televisione fino a Canada settimana. Allora ci diamo un bacio, grazie di avermi invitato e gustatevi questa Mirna Doris. Ci vediamo. Tremano due stelle mie su mare, sospirano d'amore e la luna sta a guardare. Cammina in coppa all'onda una canzone, o vento passa voce e marana, e cantano e serena amore mio. Addormati con me, non ti sciatare. Due stelle sono cadute, mie so mare. Due stelle che tremavano d'amore più dolce e carnale, d'amore cancello non può stare. Due stelle sono cadute, sospirose, e stu paese addosso ride chi ragna tutta vita, addosso l'amore fa morire campa. Già si son barcate marinare, quei barche e quei lampare, so chiuso per vedere. Ma le stelle l'hanno detto per favore, noi in cielo non volimmo più tornare. Lasciateci su un'angolo posto mare, lasciateci su un'eternità. Due stelle sono cadute, l'amore più dolce e carnale, l'amore cancello non può stare. Due stelle sono cadute, sospirose, due cuori innamorati e stu paese addosso ride e chiagna tutta vita, addosso l'amore fa
ce ne possiamo curare. Non ti muovere di qua. Ma quindi è finita? Ma non è finita ancora un momentino, tu che hai visto un pochino. Non fa niente. Tu che hai visto tutti i miei disagi, le mie presentazioni, le mie gaffe, le mie papere, ci siamo dimenticati una cosa importante. Io devo far vedere un attimo quando ti abbiamo fatto fare quell'improvvisato e tu cantavi Passione. No, aspetta. Perché altrimenti... Quando tu cantavi Passione e poi da loro non l'avrei fatta più e non la farei più così. Aspetta un momento. Aspetta. Più lontano mi stai, più vicino ti sento, chissà chi sto momento, a chi pensa che fai. Tu mi misi in de pena, nuvolena che dolce, come pesa sta croce, che trascina per te. Ti voglio, ti chiamo, ti cerco, ti becco, ti penso, ti sogna, e nanno ti pensa che nanno che sto occhiano un po' più pace trovare. Adesso Mamma mia, queste poi sicuro che questi non lo farei più. mai più rivedranno la seconda Non è vero, puntata. Ma avevamo finito così bene con Mirna. No, aspettateci, noi abbiamo una seconda puntata dove vi faremo vedere altre cose. Grazie. Arrivederci, scusatemi, Dimmi, come ti puoi scordare tuo primo amore e come puoi salire papà all'altare? Obbliga sto morendo e gelosia, mentre ragiona per te l'Ave povero cuore mio, cuore spezzato, che t'ha voluto bene e tu hai traduto. Prima che dice sì, che io innamorato, dove pure da Lourdes mi saluta, cuore spezzato. Che mi va bene assaggia, io solamente, che me lasciate, ma sanno tutto quanto. Ma io voglio a te, sei tutta vita mia, e non so da suonare, Ave Maria. Povero cuore mio, cuore spezzato, che t'ha voluto bene e tu hai traduto. Prima che dice sì, che
Buonasera. Fru fru del Tabaren, ti impongo la virtù, però sei sempre tu. Ma che hai fatto stasera? E io ho visto il successo della prima puntata e ho pensato così di fare un po' la diva. La diva, ma ti spetta fare la diva. Qui secondo me mi arrestano, le pollo. No, io sono contento veramente che questa prima carrellata che abbiamo fatto ha avuto veramente tanto successo. Allora mi pare più che bello avere a fianco a me la signora Doris in pompa magna in uno studio un po' spennatello, in disarmo. Mi faccia sognare però... per un momento. È bello. Devo uno dire studio che in disarmo. anche se non lo in sanno disarmo. neanche che siamo qua. Tu pensi che se quelli se ne accorgono? Ma che ce ne importa? Tanto Tanto che non abbiamo toccato niente, come stavano rose spennate, tappete e cose così, però ci ricorda un po' le quinte del teatro. Sì, sta pure a scala, adesso possiamo che fare serve il proprio a tutto. introdurre il primo ricordo. Il primo ricordo. Il primo ricordo pieno di teatro, Pieno di di teatro, un spettacolo, artista di che cose. con il teatro non ha scherzato come ho fatto io un secondo fa, e invece che di teatro ne sa moltissimo. Ne sa moltissimo e ci scherza E pure racconta, sopra. dai. Una grande famiglia di artisti napoletani, indimenticabili. Abbiamo con noi niente po' di meno che... Rosalia Maggio. Ah, guarda morte, bella professione, sembra che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un bordone come se fosse un cerbero guardiano. Ne guarda posta in casa il cavaliere. Che cavaliere? Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e poi sono l'usciere, sequestro per valore locativo. O sequestrate pulicia a coppa avanza al cavaliere delle mie valanze che le stacca con 3 mezzi la trassa, ma vedo frisca e vado e passa. No, un momento, sto pagando delle tasse, le tasse bisogna pagarle, sanno pagare, hanno passato nuoi, hanno passato. Arazze e gli inquilini, nell'agenda, prima che già una vrenza levasata, 5% l'hanno rinterienda, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di meloni nel cortile. Mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Se... E quando la figlia vostra è scivolata per piazza e scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma sto parlando di porcheria, la figlia va signora, che ne so, 5 piani, ogni piano fa una porcheria, bambini, sì, sei ben addestrata. Carmela. Chi è? Carmela, fammi salire tuo marito. La proprietaria è vedova, la prora, la manca ogni tanto in un'ubrachiera che te ne simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, ma si è durato un buco da vaschetta. Signor, sturatavella con il dito che mio marito è andato alla torretta. Che? Oh, cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, a me che me ne importa? Se il vostro cane è sporco ed indiscreto, io non ci metto usuari all'aria. No, non faccio io la portiera. Vado al canale 5 da Maurizio Costanzi, che non mi fa un sacco di soldi. Me ne vado al canale 5, la faccio io. Hai visto lo scocco delle mani? È magico. Sei evocato il tuo. subito. Non c'è bisogno più di premere il bottoncino, No, le quasi cose. quasi ti passo a diventare Mago Zurlì. Mi vedete a me come Mago Zurlì? No, non ti basta. vedo come Mago Zurlì. Vediamo un po' se ti riesce anche la seconda volta con un artista. Ah, subito, rapido? Sì, soffice, se noi Ma non parliamo- diciamo niente di Rosalia. presentazione, di Rosalia Sì. anche. Allora di Rosalia credo che lei abbia già detto tutto. La sua qualità è eccezionale, è un artista Ma che tu ha con fatto Rosalia... Ho fatto un sacco di sceneggiati con Rosalia. Ecco, È una questo donna volevo sentire. Lei subito voleva divertentissima. passare, voleva subito... No, per paura di privare i nostri raccontiamo le tue amici. esperienze di sceneggiata con Rosalia. Faceva la figlia, Io facevo sì, la figlia di Rosalia. la figlia buona, La figlia buona, innocente, come che lei difendeva. piangevi. perché Facci poi... vedere un po' come piange. Piangi un po' da sceneggiare. Levati sto ventaglio che ti fa troppo signore. Espressione numero 4, pianto. Non c'è bisogno che faccia assai espressioni.
Qualcuno dice che tengo proprio la faccia. Quanto si spiritoso. No, piangevo e ho pianto perché la sera che non piangevo in questa sceneggiata con Rosalia, la sera che non mi venivano veramente le lacrime, dovevo pagare la cena a tutta la compagnia. Perché piangevi proprio? Io piangevo tutte le volte, ma io una faccia di corno proprio mai vista, ed erano tutti là dietro alle quinte che aspettavano al momento che lui diceva che mi portavano lì verso mia suocera che non mi voleva accettare come... Che era Rosalia. Che era... No, Rosalia era mia mamma, la mamma. la suocera era Nuccia Fumo, mi portavano finalmente perché la suocera mi accettava in casa, perché io sono nata come prostituta, insomma, nella sceneggiata. Allora questo passaggio breve, però fatale. è stato un passaggio breve, divento subito una brava allora ragazza che il ruolo non lo sapevo sostenere. Non mi veniva bene. Allora io tutta la compagnia dietro alle quinte pronta per vedere, e una sera non mi uscivano le lacrime. Allora io avevo un abito di raso rosa chiaro, quasi da, diciamo, da quella da prima comunione, insomma, no? Così. Ragazza e innocente. allora si vedeva tutte le sere su questo abito rosa, quando non si vedevano perché c'erano le luci, si vedevano queste strisce così che scendevano ed erano le mie lacrime. Io non ho mai perso la scommessa. Vere. Ma vere. Mai ti è capitato di non piangere? No, mai. Comunque mi bastava pensare a certe tristezze che mi avevano attraversato la vita. Vabbè, leviamo da mezzo le tristezze e passiamo con allegria a un'altra gloria del mondo napoletano dell'arte. Grande chitarrista, grande interprete. Niente proprio di meno che... E fai col ditino tu. No, aspetta, dopo tu annunci, io faccio col... evochiamo. Allora, Fausto Ciliano. Sta squassando la città e vanno spasa son che velo di guaglione che alluccano mamma tu sta e quadrane vivi che stanno a sospirare e intanto Napoli sai e va in cielo o cielo azzurro che più azzurro non c'è sta e intanto Napoli sai e po' sole o solo sui che più calore le fa e tutte chiacchiere che si stanno a dire a storia antica ce l'ha fatta capire va cambiata là solo per scongiugare a due sparte miseria e una povertà. E siete sti voce che viene una voce reale sono i morti che chiamano i vivi Tanino, Aitano, Concetta, Maria noi stiamo con voi ventata nuova sta squassando la città tutte si cagna dentro un momento i palazzi s'abbuffano fino a schiattare la marea in coppa e scoglie sbatte per sciusciare e intanto Napoli sai e va in cielo o cielo azzurro che più azzurro non c'è sta e intanto Napoli sai e po' sole o solo sui che più calore le fa E se domani io non potessi rivedere te, lo sapevi che l'ha portata al successo proprio Fausto?
a un festival di Sanremo? No, non lo sapevo. Era una canzone che Fausto Cigliano ha presentato al Festival di Sanremo degli anni 60, circa pressappoco, poi Mina l'ha ripresa e l'ha fatto diventare quel grande successo che era. Bellissimo. C'è una canzone italiana che tu quando l'hai sentita hai detto ah, questa l'avrei voluta cantare io? È una canzone di qualche tempo fa? Una Non mi canzone... importa, può essere anche una canzone scritta allora ieri. mi piace moltissimo quella di De Crescenze fa. Come è fa? notte alta e sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso. Quella mi piace da impazzire. E poi? Insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo, e adesso che ti voglio bene io ti perdo ancora ospiti col nostro ditino magico. Ditino magico con fallo tu. Luciano Rondinella. La sto aspettando questo mandolino, l'ora che c'era se ne trasa luna, ma son nascosta dinta un giardino e non fa sapere che so se mia che cerca scusa a te. Ti voglio tanto bene, tanto bene, tu dica zitto, 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 zitta, che si allucca gente, che non sa per niente può sentire, ti voglio bene. Ma mette scura ne fa sapere all'amica, Catinga, torna e faccia pace, si allucca gente, Napoli che dice, che mi voglia fa, sotto a chi stuocchia certa infamità, ti voglio tanto bene, ti voglio tanto bene. Tu dica zitto, 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 zitta, che si allucca gente, che non sa per niente può sentire, ti voglio bene. Una volta ero più guappa e l'aranella, teneva innamorata mille a mille, e mo mi fai chiamare Pulcinella, ma tu ci penso no, che era guappo era e mo ti voglio tanto bene, quanto ti voglio bene, tu dica zitto, 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 zitta, che si allucca gente, che non sa per niente può sentire, ti voglio bene, ti voglio bene. Ma siamo proprio nelle famiglie importanti, primi maggio, sì. adesso Rondinella, ma Luciano Rondinella adesso che fa?
Luciano adesso, prima faceva il discografico fino a un po' di tempo fa, fa il manager, adesso fa, credo che faccia con grandissimo successo, manda avanti un negozio sempre a livello musicale perché c'ha... Di strumenti, dischi, sì, dischi alta soprattutto, fedeltà. ma a grosso livello, lui è uno che c'ha tutto, insomma. Strano questi fratelli Rondinelli, hanno avuto una grossa fortuna col cinema, poi Luciano... Ti ricordi l'oro di Napoli? Sì, con la loro, con la loro, sì, cose, e poi sì, dopo sì. hanno smesso. Poi dopo hanno smesso, ma loro ogni tanto fanno così. Adesso però c'è Clelia, una nuova... La figlia di Luciano. Una nuova origine della famiglia Rondinella. Devo dire che tu sei riuscita ad averli tutti, perché malgrado le loro reticenze sono venuti tutti a trovarti, sì, e tutti sì. quanti si sono esibiti. Sì, e Clelia fa successo adesso nel cinema, anche nel teatro. Nel teatro. Che poi è bellissima e insomma comunque... È una... Sì. Bella ragazza, una bella ragazza è un napoletana grande che sta talento per il facendo futuro, è vero. Sì. E a proposito Invece di adesso- talenti, sì. noi tenemmo Guardaporta, quello che quello che è un veniva talento vero del teatro popolare, devo dire, che poi in una, mi pare l'ultima puntata, si è esibito, è uscito fuori ruolo, possiamo dire, Sarebbe. Bob Vinci, che ha cantato una macchietta in onore a Nino Taranto, il nostro grande Nino Taranto, ed era T'avevo fa una foto. come ti facessi fare una foto? Sempre vicino a te. Mettiti No, il pezzo. solo vicino a te, così come quella che ci abbiamo a casa. Che ha fatto e riuscito pure a cantare. Che facemmo amore tutti e due, non ha già avuto un ritratto tuo, dice che non lo tiene per moda, ma in tempo mezzo pronto per lo fa. Ho comprato una Kodak che ha un appinato, tac, giramolla, fa uno scatto e te caccia un ritratto. T'avevo fa una foto, io mi fa per la foto bellezza mia, io metto a fochettà, tu sei venuta già, fatto fotografare, quando era grande Nino Taranto, quando era bello, simpatico, elegante, stile, poi diceva, noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento, a notte come faccio a te vedere? Se un ritratto non lo posso avere, e perciò questa Kodak metto dita e faccio tac, quello viene là per là e ma va a sviluppare. Devo fare una foto, io mi fatto la fa bellezza mia, io metto a fochettà, tu sei venuta già, fatto fotografare, tu prima che ti fai ci provi gusto, di faccia, di profilo, mezzo busto, e va a finire che tu poi dici a me, Cici, uno non basta, me ne faccio tre, e sto sempre cago tac, sempre pronto, tac, tac, quello rolla in lungo sta, dimmi, quando lo può fare? Esagerato, dopo fare una foto, io mi fatto la fa bellezza mia, io metto a fochettà, tu sei venuta già, fatto fotografare, dopo papà una foto, io mi fatto la fa bellezza mia, io metto a fochettà, tu sei venuta già, me ne dobbiamo il piacere, tu io fotografare. Ma com'è venuta questa fotografia secondo me? È venuta uguale a quella che abbiamo a casa. No, io ce n'ho uno che tengo la bocca che era fuori le campagne, come dice sto scornato come un porco spino. Ma le fotografie sono belle così, Leopoldo, se noi ci mettiamo in pose che non fotografie ci mettiamo, sono? Stiamo in uno studio in disagio, tu stai benissimo, ma fatti vedere in piedi, dai, fai vedere un po'. Pure così. alzato. Ti senti molto fan fatale? Molto fan fatale. Non ti senti poco mamma, guardate come ha agganciato bene la prossima presentazione. Ti senti molto fan fatale, ti senti poco mamma. Mi sento poco, ma che c'è come su fatto a questo momento? E Gesù dobbiamo annunciare Nunzio Gallo che canta mamma. Ho Nunzio capito, Gallo che mi canta presenti. mamma. Mamma, sono tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più profondo per me. Mamma, sono tanto felice vivere lontano perché mamma
sola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sussurra il mio cuore, forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'oro. Sento e la voce ti manca, la ninna nanna d'allora. Oggi la testa tua bianca io voglio stringere al cuore. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sussurra il mio cuore, forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Queste sono canzoni proprio, non so quante canzonissime ha vinto questa mamma. È stata una canzone che ha avuto un grandissimo successo e che adesso è strana a risentire. Mi pare che avesse vinto proprio Nunzio Gallo con Mamma, una canzonissima. Sì, una canzonissima, è vero. E sì. Tu, mamma, che cosa significa per te la parola mamma? La parola mamma significa protezione, tranquillità, ancora... Protezione e tranquillità. Sì, sento sempre il bisogno di questa scorta che mi segue per la vita, spero per moltissimo tempo, perché è ancora la mamma. Tu ti senti allora ancora una bambina? Io rompo molto. No, non mi sento una bambina, sono una persona molto matura, molto... Però? Però questa è una sensazione che ho sempre bisogno di sentire intorno a me. Io ti capisco perché... Anche quando non me ne servo, cioè nel senso che non è che io vado a chiedere a mamma ma che dici, faccio questa cosa, faccio quest'altra cosa. È una sicurezza silenziosa. No, cioè sentirla, ecco, però mi dà un senso di protezione. Sì. E a te invece? Io purtroppo mia madre l'ho persa e sento proprio questa mancanza che dici tu. Molte volte mi sorprendo, malgrado siano passati diversi anni che abbia perso mia madre, molte volte mi sorprende a pensare ora lo dico a mamma oppure questa cosa la compro per mamma, ed è un vuoto che, lasciamo perdere queste tristezze. Passiamo ad una bellissima interpretazione di Myrna Doris con tanto sentimento che dedichiamo a tutte le mamme che ci stanno a vedere. Che sono in ascolto. Alle mamme. Myrna Doris.